apparisti tu. Bravissimo, questa. La ra 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 la ra 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 always. Esatto. Questa era la sigla di Angelini. Che poi la fece per 8 strumenti. Sì, esatto. Poi a quel punto lì però, quando arrivarono i problemi che non si potevano usare le canzoni straniere, eccetera, dissero a Angelini, devi cambiare assolutamente la sigla. E allora disse, tu farai Sola in una notte di tormento. Sì, e Angelini disse no, proprio quella no, perché era una canzone che a lui non piaceva tanto, eccetera. Risultato che arrivarono poi Tira e Molla a fare, appunto, C'è una chiesetta. Quella partiva, mi pare, solo lui, poi entrava la grande orchestra subito dopo, giusto? Allora adesso questo che veramente per noi è stato un pilastro della musica, la radio, cara vecchia radio, quando si apriva questo ci portava. Per tutti gli anni 40 e 50 abbiamo sentito questa bravissimo Poi maestro ti dirò Angelini. che paura avevo io. Ah sì? Sì. Va bene. Quando cominciava la sigla. Ti tremavi? E adesso la sigla la canti tu. Nilla Pizzi, maestro Righello all'orchestra. C'è una chiesetta. C'è una chiesetta nascosta in mezzo ai fiori, dove m'hai dato un bacio a primavera, ricordi quella sera ancora. T'aspetterò laggiù sotto le stelle d'oro, ti stringerò più forte sul mio cuore e non ti lascerò mai più. Si schiuderanno le rose quando tu verrai. Chiesetta nascosta in mezzo ai fiori, ti stringerò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò mai più. Canterà il vento le cose più belle per te. C'è una chiesetta nascosta in mezzo ai fiori, ti stringerò giù sotto le stelle e non ti lascerò mai più. Nilla Pizzi, grazie maestro Righello. Grazie maestro Righello. Grazie all'orchestra. Grazie all'orchestra. Grazie. Bellissimo. Hai visto? Ma hai visto che tra i violinisti, che belle violiniste abbiamo Certo, noi, certo. Hai sentito Mica... che cosa suggestiva, Questo che dolcezza, bellissimo. Dimmi che cosa provavi, dunque, che mi hai raccontato. quando allora si cantava in diretta come adesso, Sì, certo, come come noi qua, qui, come qua. Difatti la paura c'è anche qui. No, dico, quando cominciava la sigla era il terrore, perché
ma perché andavamo fuori a cantare la sera, andavamo a fare le serate in Piemonte, anche più lontano, anche in Emilia-Romagna, poi si tornava indietro la notte e al mattino, quando c'era la trasmissione e la sigla cominciava alle 12:30, niente, era il terrore. Che vi prendeva. Sì. Pensa che c'era una cosa importantissima che mi stai facendo in mente tu adesso. Noi avevamo un carissimo amico che anzi saluto tra l'altro, il maestro Mario Miliardi, ed è... che per tanti anni ha suonato, il primo tra l'altro che ha suonato l'organo Hammond in Italia, vero. perché nessuno lo conosceva È vero. e lui ha cominciato, era un nostro carissimo amico e mi ricordo, parliamo degli anni 47, quindi 46-47, quando lui prendeva e veniva a suonare con voi, con te, con l'orchestra, con Gozo, c'erano tantissimi insomma che suonavano lì e partiva e dopo dovete sapere che la radio appunto era in diretta come adesso, per cui c'era il microfono aperto, c'erano le varie canzoni eccetera, tra una canzone e l'altra c'era l'annunciatrice o l'annunciatore che dava il titolo, poi si aspettava come facciamo noi qui quei pochi secondi per poter. Allora noi sapevamo quando Mario arrivava perché alzavamo la radio a tutto volume, proprio completamente nel momento del silenzio e si sentiva sul fondo la voce dei colleghi: ciao Mario, allora sei arrivato bene, e poi sentiva Nilla Pizzi canterà Drum Drum e partiva la canzone. Questo succedeva con la vecchia radio. Un giorno, quando avremo tempo, Parleremo anche parla anche con me di Guala, che te Di ne Guala. dico qualcuno anch'io, eh. Ah, sì, io no, va io, bene. a me non beh, facevano mettere i mutandoni perché non ballavo. Ma però, caro mio, quanta censura ho subito io. sì. Ma perché tu eri sgarzola, Tu eri sgarzola, a questo. Quanta censura! Quanta censura. Andiamo da...